In onda la rassegna stampa. Cioè, sembra incredibile, ragazzi. Il fuso orario è tornato normale. Sono le 7:30 ovunque. In ogni stanza di Radio Libertà sono le 7:30. Ci voleva Simone, si voleva Simone, signore, lui che si prepara ad andare a sciare. No, io oggi vado sugli scivoli invece, sì, perché mi annoierò questa mattina e quindi tra una trasmissione e l'altra mi faccio uno scivolo, questo me che hanno black hole, quindi hanno i nomi che fanno paura soltanto quelli, no? Buongiorno, 7:31, siamo pure in ritardo, signori, è il 7 febbraio 2025. Buon mattino da Sammy Varino, come state? Spero tutto bene. Col cavolo si è abbassata la temperatura, stiamo sghiacciando l'automobile, sghiaccia, pompa, vedrai che ce la fai. E intanto c'è Sammy Varino su Radio Libertà in tutta Italia, anche in TV sul canale 252, sulla banda DAB dell'Autoradio, sul sito radiolibertà.net, sulla pagina Facebook di Matteo Salvini Premier della Lega Giovani. Grazie a tutti coloro che ci sbirciano anche lì, ragazzi. Controinformazione potente, perché è uscito un libro che vuole farci litigare con gli alleati di centrodestra, guarda caso, contro Matteo Salvini. Le chat, pubblicano le chat che giravano un po' di anni fa quando la Lega era al governo Draghi. Vi dico tutto, punto. Praticamente finita qui la rassegna stampa. No, c'è un fracco di roba, ma proprio a proposito di rassegna stampa devo subito ringraziare chi ogni tanto parla di me. Guarda Simone, faccelo vedere, faccelo toccare. Guarda il sito dg85.it, un magazine contenitore di cultura contemporanea che ha avuto il tempo di occuparsi di me. Sammy Varin, la ruffapopolo di Radio Libertà, lo speaker più amato e odiato d'Italia, ogni mattina con la sua rassegna stampa regala risate ma anche riflessioni. Ma che simpatico! Davide Gerbino, che ben conoscete perché è il blogger dei territori che ogni tanto trasmettiamo, perché fai un giro bellissimo in tutta Italia raccontando le tradizioni, le cose buone da mangiare, i vecchi ristoranti, i negozi da visitare. Mi ha scritto un articolone sul sito, andatelo a cercare, DG Domodossola Genova 85.it. Se accendete Radio Libertà, il mattin alla voce di Sammy Varin, molto più di uno slogan, ma un vero e proprio fenomeno sociale. Davide, mi inchino alla tua gentilezza veramente e racconta la mia storia, ma racconta anche la storia di Radio Libertà, molto più di un termine libertà. Ci abbiamo qualche cosa di davvero forte dentro questa denominazione. Mamma mia, ma che spatafiata di roba, ragazzi. Mai nessuno aveva tanto parlato di me e soprattutto parlandone bene. Ci ha fatto anche fatica, Davide Gervino, riuscendo a parlare bene di me. Va bene, io metto in tasca i complimenti quando arrivano. Andate sul sito dg85.it e date un'occhiata quando si parla di buona cultura. Stiamo per tuffarci, non so se lo sapete, come diciamo prima, questa è una rassegna stampa, io continuo a cercare di convincervi su questa cosa. Ci tuffiamo sui quotidiani tra pochissimo, il tempo di guardare le agenzie e i siti elettronici. Che ansia, andiamo sull'agenzia ANSA, sì, siamo ancora fermi lì. Scontro tra governo e Corte dell'AIA, adesso arriva anche la Corte dell'AIA. CPI, tutti che scrivono CPI e uno dice: ma che cazzo è la CPI? Che cos'è la Croce Rossa? È la Corte Penale Internazionale, che fa paura. Cioè uno dice la Corte Penale, cioè già noi se prendiamo un avviso di garanzia uno dice, se poi ti arriva qualcosa, la Corte Penale ditelo anche voi a casa. E dice, siamo nelle valli bergamasche, la roba. Scontro tra governo e Corte dell'AIA, Tajani, bisogna indagare la CPI. Avvenire, tutto è partito da lì.
i bacchettoni di Avvenire. Ieri pomeriggio hanno parlato di un fascicolo avviato dopo l'esposto di un cittadino sudanese. Oh, sti africani ragazzi diventano cattivi, ma non sono loro che sono cattivi, sono gli avvocati che li sobillano. Scherzi a parte, questo è stato torturato e che cazzo, cioè, se venite torturati vi girano le balle anche voi, a parte che noi siamo torturati ogni giorno in qualche modo, ma la sen sta. Fonti di Palazzo Chigi: non c'è alcuna indagine in corso. Nordio verso la richiesta di spiegazioni alla Corte Penale Internazionale sulle incongruenze. Schlein: Meloni si è nascosta. Che palle! Posso dirvelo? Il giornalista Sammy Varin dichiara: che palle! Facciamo una nota di stampa. Questa era l'agenzia Ansia. Al-Masri: il caso arriva in Europa. La scelta di Nordio di non firmare la bozza preparata dai suoi uffici, gli errori, così è salita la tensione. Questa è l'apertura del sito del Corriere. La Repubblica: atto d'arresto pronto, ma Nordio lo ignorò. Inchiesta bis sul ministro per il caso Al-Masri. Capite che questi non la smetteranno fino a Natale con sta menata di Al-Masri, a meno che chiaramente qualcuno si deve dimettere o deve cadere il governo del tutto. E vabbè, signori, questo è il quanto. Naturalmente sui quotidiani di quest'oggi il riferimento è abbastanza presente. Come ben sapete, siccome questa non è solo una rassegna stampa, vuole essere anche un qualcosa che vi tiene compagnia, non voglio essere monotono e quindi tratterò questa cosa, minimo che la tratto, ma non vi romperò le palle per 2 ore sulla vicenda Al-Masri. Ve lo prometto. Se volete sapere tutto sulla vicenda Al-Masri, girate in questo momento su Radio Popolare, ok? 107.6 in Lombardia, faccio anche pubblicità, i compagni che non parlano dei loro magna sul fronte, sì, è proprio dell'immigrazione, guarda un po', e che invece raccontano Al-Masri, solo Al-Masri, ma anche quelli di Radio 24 ci stanno dando dentro bene, gli facciamo i complimenti, gran bella rassegna stampa, gran bel vocione, il direttore, eccetera, però ragazzi miei, forse c'è anche dell'altro, A proposito, non ho ricordato il nostro numero di WhatsApp, perché a differenza degli altri giornalisti fighettini ben pensanti, io la rassegna stampa la faccio con voi. Tra 20 minuti comincio a ricevere i primi messaggi che mi arrivano da adesso in poi, pronti, via, al 340 67 09 659, lo ripeto perché siete un po' addormentati quest'oggi. 340 67 09 659 per dire al popolo italiano cosa ne pensate di ciò che vado a dirvi. E chi si merita l'inizio della rassegna stampa se non il quotidiano Avvenire? Grazie Avvenire, hai regalato alla sinistra modo di chiacchierare su Al-Masri per altri 6 mesi, ci mancherebbe, si chiama giornalismo. Avvenire, centropagina, denuncia alla CPI. Ma che cos'è questa CPI? CPI? Uno dice CPI, tutti si scrivono CPI, perché non ci sta Corte Penale Internazionale, ti fai tutto il titolo solo per questo. Il fatto: resta alta la tensione sul caso del generale libico rimpatriato. Sisto di Forza Italia: finirà tutto in un nulla di fatto. Denuncia alla CPI. Vittima di Al-Masri querela il governo. L'esposto in un fascicolo, ma non ci sono indagati, virgolettato. Palazzo Chigi: con l'AIA nessun caso aperto. Software spia, interrotto il contratto con l'Italia. Anche la storia del software spia sta montando. Perché quella ditta dice che i contratti lei li fa soltanto con i governi. Ostacolo alla giustizia è l'accusa contro Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi, su cui è chiamata a valutare la Corte Penale Internazionale. La notizia, anticipata ieri pomeriggio da Avvenire.it, ha provocato irritazione e fibrillazione nella politica. Palazzo Chigi rimarca che non esistono indagati, che il ministro Tajani servirebbe un'inchiesta sull'AIA, per il vice ministro della giustizia Sisto tutto finirà in un nulla di fatto. Intanto Paragon
che non è Paragone, anche se gli piacerebbe. Paragon è questo software, questa agenzia che avrebbe commissionato il software qui in Italia a qualcuno per spiare chi voleva. Questo Paragon ha rescisso il contratto con il governo dopo aver appurato una violazione da parte dell'Italia dei termini di servizio per l'uso del software spia. Insomma, sarebbero stati spiati personaggi che non potevano essere spiati secondo i termini di servizio. Il governo dice: noi non c'entriamo. Io mi fermo qui, chiaramente ora scopriamo pian piano di cosa si tratta. Sempre su Avvenire, ragazzi, che è diventato peggio del Fatto Quotidiano, ragazzi. Meno male che erano cattolici, nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. E che cacchio, sono cattivi! Guarda qui cosa mettono in prima pagina. Dopo le sparate di Trump, i piani di Israele per svuotare Gaza. Il piano del presidente Donald Trump di prendere in consegna Gaza, sfollando definitivamente i palestinesi e creando una riviera del Medio Oriente. Mi fa venire una voglia di andarci davvero, Riviera del Medio Oriente. Ci facciamo una bella gita a Gaza. E che Gaza, dai, facciamocela. Ha irritato le nazioni arabe e gli alleati occidentali, insomma, questi non li vogliono i palestinesi, capito? Israel Katz, e che cazzo, ministro della difesa di Tel Aviv, ha ordinato all'esercito di preparare un piano per consentire agli abitanti di Gaza di lasciare volontariamente la striscia. Cioè, capite un attimo, c'è proprio la vignetta, no? The Gaza Riviera, c'è Trump che prende il sole sulla spiaggia, i cammelli, modello Egitto, non c'è effettivamente neanche una palma, diciamocelo, ma le devono piantare, insomma, poi in Egitto ce le hanno piantate alla fin fine. È chiaro che, cioè, per rifare Gaza, gli abitanti li devi spostare per un po' di anni, ci vorrà una decina d'anni per rifare tutta Gaza, tutta distrutta. E non lo so, poteva essere un'idea questa cosa, e invece stiamo a vedere, perché lo sapete, lo abbiamo capito in questi giorni, Trump spara, giustamente Avvenire le chiama sparate, per poi far pensare, trovare la quadra insieme a chi magari non è d'accordo su questa cosa. Quindi ci piace, bisogna mettersi d'accordo. Molliamo i bacchettoni, che siamo un po' anche arrabbiati con loro perché hanno tirato fuori sta notizia della CPI che alla fin fine adesso ci tocca parlarne per mesi e mesi. Di cos'altro parlate? Dici, c'è altro di cui parlare quest'oggi? Sì! E allora sai che faccio? Prima di entrare sul Corriere, vado sul Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano è un altro che la sparata è da quest'oggi. Dici, dove vado? Dove va? Sì, vabbè, dai, Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che giustamente mette in centropagina spionaggio di Stato, Israele scarica l'Italia, e quindi questo Paragon che rompe i contratti, uso improprio dello spyware, è questa agenzia, questa società Paragon ha rotto i contratti perché il suo spyware sarebbe stato utilizzato anche per spiare persone che per contratto non andrebbero spiate, e tra queste c'è anche Casarini, Casarini è lì che se la tira. Adesso poi si organizza l'Open Day sulle navi, mamma mia, questa ma è una barzelletta, ma davvero, l'Open Day sulle navi delle ONG, no, per imparare ad andare a pesca di migranti. Ma io ma non è possibile, mi guardi come se sparo cazzate, sono serio, non fare come mia moglie, che quando le parlo seriamente mi guarda e ride, dici ma mi prendi in giro. No, non sono più credibile, capisci? È bello che faccio una rassegna stampa, se non è più credibile quello che fa la rassegna stampa, cioè, siamo a questo punto, vede come vi ho ridotto, cari ascoltatori, a non credere neanche a quello che vi legge i quotidiani. Si scherza, ma è ciò che effettivamente serve a questa rassegna stampa, è sdrammatizzare e mettervi il dubbio anche che quello che vi sto dicendo è frutto della mia fantasia, e invece è tutto vero, ve l'assicuro. Qualunque battuta io faccio e dico, questo storicamente, la faccio basandomi su un qualche cosa di vero.
E questa è una roba assolutamente, è il motivo per cui finora a quest'ora del venerdì non ho preso neanche una querela, perché tutto ciò che ho detto in 50 anni di radio aveva sempre una base di verità. Spionaggio di Stato, Israele scarica l'Italia, avete violato i patti, Roma nega, ma solo lo Stato può comprare quel Trojan. E adesso è Trojan, che cacchio facciamo? E questo è il Fatto Quotidiano, che comunque ha lanciato, oggi non c'è la pubblicità del nuovo libro, è già finita, già finito di pagare, com'è sta cosa? Vabbè, è la bombettina del libro, tra poco esplode, ragazzi, un libro che dovete assolutamente comprare, non si trovava ancora ieri, che è già finito ancora prima di cominciare. Vabbè, la cesta, andiamo. Vi porto dentro pian piano, vi faccio un po', mi metto, che libro mai sarà? Un pornazzo? Cosa potrebbe mai trattarsi? Il Giornale, signori, una buona notizia. Fisco, primo taglio delle tasse, si parte a Pasqua. Capite che c'è dell'altro oltre ad Al-Masri, che non lo intervista mai nessuno. Quando è che andrà da Fazio? Deve andare da Fazio Al-Masri. Dai, vieni qua che ti arrestiamo subito. Fisco, primo taglio delle tasse, si parte a Pasqua. Osnato di Fratelli d'Italia ottimista sulla riforma IRPEF. Si può arrivare a 60.000 euro. Way. Si può tagliare l'IRPEF al ceto medio nel giro di qualche settimana. Scrive Gianmaria De Francesco oggi sul Giornale, unica buona notizia del giorno. Dopo la cautela del viceministro dell'economia Leo, il responsabile economico di Fratelli d'Italia Osnato ha rotto l'indugi su un dossier che il governo puntava a concretizzare già nella manovra, ma poi sfumato perché il gettito del concordato biennale è stato inferiore alle attese. Mi auguro che nell'uovo di Pasqua ci sia questa sorpresa. Allora, prima di tutto speriamo di riuscirlo a comprare l'uovo di Pasqua. Sai che si dice, chissà se arriveranno a mangiare il panettone. Speriamo, perché lo sapete, qui a Radio Libertà viviamo sempre in mezzo ai flutti. Decidete di aiutare Radio Libertà, così ce lo fate arrivare l'uovo di Pasqua, perché altrimenti non arriva neanche il taglio delle tasse. Aiutate Radio Libertà grazie al sito radiolibertà.net, cliccate sostienici, abbonati e fateci un contributo di almeno 5 euro per dire: Sammy Varin, mi piace la tua rassegna stampa, è bella. Mi faccio i complimenti da solo, ti sei accorto? Perché dopo quando accendo i WhatsApp ce ne sono di tutti i colori, capito? Va bene, niente, mi fermo, vado avanti sul Giornale. Guerra alla Folia Green. Capite che oggi il Giornale ha delle belle notizie in prima pagina? Nessuno come il Giornale. Guerra alla Folia Green, stop alle auto a benzina, Europa in retromarcia. Gli stiamo facendo cambiare idea e lo sapete dove sta andando l'Europa? A chi sta andando dietro l'Europa? Papparabà! Sono qua. Grazie. Vabbè che ti hanno messo sul sito magazine dg85.it. Papparabà, grazie Simone, grazie. Mando anche baci, bacini, bacetti. L'Europa va dietro a Sammy Varin. Perché sta ridendo. Cioè, questo ride. C'è un regista che ride, capisci? Il regista dovrebbe essere assolutamente, guardarmi con serietà, come fa il tuo collega Francesco, che posso dire anche la battuta più pazzesca, quello non ride mai. È pauroso e dentro di sé dice: ma quanto è pirla questo qua. Invece Simone, lui non si lascia andare, ride. Anche quando sono serio io, ride lui. Sto scherzando, Simone, da cosa dobbiamo fare? Adesso facciamo cambio un attimino, vieni qua te, vengo lì. No, stavo dicendo che oggi l'Europa ha deciso di venire dietro a me, ok? E infatti vedevo stamattina, c'avevo un fracco di gente dietro, una con tutta la capigliatura. Ma chi è quella? La von der Leyen? Stop alle auto a benzina, Europa in retromarcia. Dal 2035 l'ipotesi, si potranno vendere anche auto ibride. È una prima breccia nel muro dell'ideologia. Adesso cerchiamo anche di lasciare il motore termico, non sarebbe male, o quello che va con quelle miscele ecologiche, eccetera. Però la buona notizia è che
resterà l'auto ibrida, ipotesi, che è quello poi che io dico da mesi su queste frequenze, facendovi il solito esempio di quando nell'ora di punta siete in coda anche voi per portare vostro figlio o vostra figlia ai vari corsi a pallavolo, a palla qui, a studiare qui, a ripetizione. Vi siete accorti che a quell'ora c'è un'aria irrespirabile in tutte le città, grandi o piccole, perché ci sono tante auto tutte insieme, molto spesso in coda. Se quelle auto fossero ibride, il problema sarebbe risolto, nel senso che tanto stiamo andando per quei chilometri tutti quanti a 20, 30, massimo 50 all'ora, ma non ci arriviamo perché poi il semaforo diventa rosso. Se fosse un motore ibrido non ci sarebbe quella puzza terribile che fa morire di cancro quelli che si fanno la corsetta, te li vedi passare di fianco e dici: che cazzo fa questo, corre sul viale, e non muoiono mai, però si ammalano lentamente. Ecco, se avessimo tutti un'auto ibrida ci sarebbe un'aria migliore e quindi la signora con il passeggino magari non dovrebbe mettere la mascherina, che non serve a un cacchio naturalmente, per respirare normalmente. Ce la possiamo fare a comprare tutti un'auto ibrida? Beh, intanto cominciamo a mettere un bel po' di incentivi e poi ci facciamo un pensierino su questo fronte. Poi sarà anche il momento di quella elettrica, naturalmente, ma c'è tempo, visto che non sono ancora affidabili. Intanto stanno mettendo la colonnina anche in un parcheggio a Cassano Magnago, in provincia di Varese, mettono la colonnina per ricarica. Dici, chissà, chi mai andrà a ricaricare l'auto davanti alla farmacia? Che vabbè che si fa un po' di coda in farmacia, in quella di Cassano, saluto gli amici, però non è che stai lì 2 ore, insomma, ma lasciamo stare, ho detto qualcosa, niente. Caso Al-Masri in piccolino sul giornale. Indaga la Corte Penale, la sinistra usa i migranti per denunciare l'Italia. La Corte Penale Internazionale valuta l'apertura di un fascicolo di indagine sull'operato del governo italiano per ostacolo all'amministrazione della giustizia nel caso Al-Masri e l'opposizione esulta. Punto. Sempre sul giornale, il garante dell'infanzia, Filippo Facci, lo intervista oggi a pagina 11, il velo integrale impedisce lo sviluppo delle ragazze, lo ha detto il garante dell'infanzia sul giornale oggi. Attenzione, perché questa storia di ciò che è accaduto in Friuli Venezia Giulia, guarda caso nella città della Cisint, è finita anche sui giornaloni. Il Corriere l'ha fatta sua e adesso ci andiamo sul Corriere, così imparate, ma guarda un po'. E non è male, tu dici, ma come mai il Corriere, la Repubblica no, il Corriere l'ha fatta sua questa notizia e c'è un motivo. Primo, perché a Monfalcone si va al voto nei prossimi mesi. Secondo, perché per la prima volta su questo fatto sono d'accordo sia destra che sinistra. E infatti, guarda qua sul Corriere, tra i richiami in prima pagina, Monfalcone, la preside, le critiche, le 5 allieve con niqab nella città cantiere. Sono 5 le allieve che vanno a scuola ogni giorno, 4 mi pare, una si è ritirata, ogni giorno vanno in una scuola superiore con questo niqab praticamente che ricopre tutto il viso e anche il corpo. Si vedono solo gli occhi e prima di entrare in classe, cosa pazzesca, devono entrare in uno stanzino dove davanti a una professoressa si tirano su il velo, gli fanno cucù, sono proprio io, e prima di entrare in classe si controlla che effettivamente queste ragazze siano quelle giuste, nel senso che magari quel giorno c'è un'interrogazione e arriva qualcun altro al loro posto, perché con niqab se vede niente, ok? La stessa cosa durante quando si fa ginnastica, eccetera, non possono fare determinati movimenti, determinati giochi, perché altrimenti si mostrano le forme. Io non so quante forme possono avere queste ragazze. Fatto sta, insomma, che così è e ciò che sta avvenendo a Monfalcone comincia a interessare anche i giornaloni.
Ed è una notizia, ed è una notizia. Posso mettere una piccola postilla? Cioè, visto che insomma questi arrivano tutte bardate a scuola, non si sa chi sia, posso fare una richiesta, non ne parla nessun quotidiano, visto che sono sempre di più le ragazze e le signore di ogni età che si mettono praticamente un burka, un niqab, ma è un burka, se ben niente, sei completamente coperto. Ecco, ma anche le mamme che vanno a ritirare i propri figlioletti alle scuole elementari e hanno questo niqab, questo burqa, e tu non sai chi sta ritirando in quel momento tuo figlio. Se avete mai avuto un figlio o un nipote, sapete bene che alle elementari ci deve essere il riconoscimento da parte delle maestre verso i genitori, cioè non è che i bambini escono da soli da scuola, no, sono lì tutti fermi, fuori ci sono i genitori, la maestra riconosce il genitore e fa uscire il bambino. E come fai a sapere che tu stai dando il bambino alla mamma, che quella è davvero la mamma? Che cosa c'è sotto quel niqab, quel burqa? Bella domanda. Qua mi fermo perché con tutto ciò che vi ho detto, guarda un po' Simone, mi si è impallato il computer, lo so, sono chiaramente uno spyware israeliano che sta spiando ciò che Sammy Varin si dice la mattina. Basta accendere Radio Libertà, canale 252, sul sito radiolibertà.net. Mi sentite ovunque e grazie anche a quelli che scaricano l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e poi ci sentono dappertutto, anche sottoterra, chiaramente in senso buono, cioè quando si va in metropolitana. Ci fermiamo, c'è la pausa delle ore 8, qualche minuto in anticipo, anche perché è bellissima, signori. Se vi piace lo swing, c'è il maestro Reddy Bobbio da Valle Crosia in provincia di Imperia, lui ce l'ha davvero un'orchestra a swing e ascoltiamo da Reddy Bobbio Moonlight Serenade. Resetto.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana. Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it. Oh, avete sentito che roba? Allora, prima Swing Orchestra di Reddy Bobbio con Moonlight Serenade da Glenn Miller Orchestra, anno 1939, ma soprattutto la musica indipendente che Sammy Varin ogni giorno vi offre. Reddy Bobbio è pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, ma pensate che ha scritto più di 1300 composizioni, lavorando con star del mondo dello spettacolo come Adriano Celentano, Gigi Proietti. Con la sua orchestra ha suonato il lato sorridente del jazz, proponendo i grandi capolavori di Gershwin, di Porter, di Duke Ellington, con incursioni nel jazz dei ruggenti anni 20, con note del nuovo swing, l'indie hop che si balla in coppia e che ha permesso di superare, diciamo in qualche modo, le barriere razziali. Reddy Bobbio lo trovate facilmente su YouTube, ha caricato praticamente molte sue produzioni e questa particolare Swing Orchestra è un lavoro, un album davvero potente che ogni tanto Sammy Varin vi riproporrà in questo appuntamento delle ore 8. Buongiorno da Sammy Varin, abbiamo sentito parlare anche del World Radio Day e ne parleremo quest'oggi a mezzogiorno, perché oggi è venerdì, c'è la musica indipendente che tratto io e parleremo di questo evento del 20 febbraio al Talent Garden di Milano con tanti amici della radio. Intanto sto per tuffarmi sul Corriere perché vi dicevo anche il Corriere parla di questa notizia di Monfalcone che riguarda l'immigrazione e che riguarda chi si mantiene le proprie tradizioni, diciamo così, all'interno di un'immigrazione sempre più grande nel nostro paese. Problema che queste sono tradizioni un po' esagerate. Mettersi il burqa, il niqab per andare in classe è una cosa giusta. Per la prima volta destra e sinistra a Monfalcone la pensano nello stesso modo e che ci crediate o no, effettivamente è una notizia, visto che l'ha presa in mano addirittura il Corriere della Sera. Prima di rituffarmi però sul Corriere, qualche WhatsApp, mi state scrivendo a go i vostri pensieri al 340 6709 659. Buongiorno signor Sammy, radioascoltatori meritevoli. Siete meritevoli perché ascoltate Sammy Varin. Viva la Lega, viva Matteo Salvini, e non capisco questa sinistra cattiva come il veleno. Hanno mangiato le biglie al posto di giocare sulla sabbia, caro Stefano, è vero. Queste andranno a giocare sulla sabbia di Gaza, dove ci sarà questa bellissima riviera e tutti andremo lì in vacanza. Ci vuole qualche annetto, però tiriamo su l'alberghetto e daremo da lavorare ai palestinesi buoni. Stiamo scherzando, naturalmente è un dramma per tutta questa gente, soprattutto per i bambini. Recentemente il nostro bis presidente ha detto c'è un aggressore e un aggredito. Giustissimo, il nostro bis presidente ha sempre ragione, però anche l'Italia a servizio degli USA ha una certa esperienza di aggressioni. Nel 1999 abbiamo aggredito la Serbia, nel 2001 abbiamo aggredito l'Afghanistan e poco dopo nel 2003 l'Iraq di Saddam e per finire nel 2011 la Libia di Gheddafi. Certamente gli aggrediti erano i cattivi, mentre noi siamo e saremo sempre i buoni. Detto questo, consiglio al bis presidente di aggiungere alla dieta un po' di pesce azzurro, costa poco, è buono, aiuta molto la memoria, almeno così dicono. Bravo Joe, pesce azzurro per tutti noi. Sto leggendo i vostri WhatsApp 34067 09 659. Gli asinistri hanno cominciato a chiamare i rimpatriati, quelli che tornano all'amata casa, li chiamiamo deportati invece. Lo sai,
Il problema è che tutto questo poi viene insegnato alle scuole di giornalismo, che è la cosa più vergognosa, hai capito? Cioè ti fanno un lavaggio del cervello. Le sinistre non sanno e non fanno governare, scriveva tale Giovanni Giolitti, ci ricorda Erminio. Valentino, Sammy, se non lo sai, in certe parti del Veneto il letamaio viene chiamato la corte. Tan, da, 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 perché è assodato che l'errore lo ha commesso Nordio quando è evidente la montatura che tende a far cadere il governo. Quello sì, assolutamente, cioè vogliono farlo cadere o farci litigare, e a questo ci arriviamo perché il Fatto Quotidiano ha fatto uscire questo libriccino che oggi pubblicizzano sia sul Corriere che su Repubblica. Puccia, Pucciarelli è tornato. Dopo aver pubblicizzato il generale Vannacci, ora pubblicizza anche quest'altro libro. Puccia è tornato. Lorenzo da Como, a proposito della Riviera di Gaza, un po' di tempo fa hai trasmesso un brano di Max Fogli che potrebbe essere appropriato per definire la nuova meta turistica del Medio Oriente. Maledetta Riviera. Che memoria il nostro ascoltatore. Buongiorno Varin, ma le chat di personaggini che chiamavano il capitano Bimbo Minchia ci sono su Libero, La Verità, Il Tempo, Il Giornale, o passa tutto in cavalleria, caro Francesco? E adesso bisogna pubblicizzare quel libro, siamo tutti molto curiosi. Corrado da Treviso, buongiorno a tutti. Queste nullità di parlamentari villeggianti di Bruxelles cosa aspettano a far uscire l'Italia dall'Unione Europea e dall'euro, o volete farci trascinare verso la rovina? Ciao Sammy, ormai non si capisce più se sei tu o l'intelligenza artificiale. Scherzo, continua così se sei bravissimo. Grazie Mario, ma a volte qui di intelligenza ce n'è poca, diciamo che sono a livello basso, ma il bello proprio che la rassegna stampa viene fatta da una persona normale, tra virgolette, sono normalizzato. Per me quelli che vorrebbero aprire le porte a tutti lo fanno più per interesse che per il loro bene, visto che non possiamo offrirgli una casa, un lavoro o addirittura un pasto caldo. È tutto vero, e come vedi la sinistra ci fa un magna pauroso, ma non si può dirlo, perché in effetti sui giornali non traspare. Sammy, finiscila di fare la propaganda pro auto ibride, se ce la compri tu o Salvini, ok, ma aspetta, guarda che tutto si forma, ne parliamo, poi ping pong arriva l'incentivo dell'Europa, ok? Mago Varin, mi sto concentrando, un attimo che concentro. Ok, arriverà l'incentivo dell'Europa, lo prevedo. Mago Varin ha parlato. Il Green Deal non lo vogliamo, non ci sono soldi da sprecare, li abbiamo mandati tutti al cocainomane ucraino. Basta, mi fermo, vado sul Corriere, ve lo siete meritato. Al-Masri, il caso arriva in Europa, ma in centro pagina c'è un trans, guardalo qua il trans. Oh, non è neanche brutta, post razzisti e accuse tutti contro l'attrice trans candidata all'Oscar. Ma come vi permettete? Le frasi contro Islam e cinesi di Gascon, star di Emilia Perez. Carla Sofia Gascon è al centro delle polemiche dopo i post anti-islam e contro i cinesi. L'attrice trans paladina dei diritti ormai sgradita a Hollywood, anche regista del film Emilia Perez, per il quale Gascon è candidata all'Oscar, prende le distanze dicendo ci danneggia. Vabbè, una che assomiglia a una scimmia, quest'altra è... Ma... non so, lascia a voi, questa è una... capito cosa volevo dire, no? Vado invece a Monfalcone, signore, le 5 allieve col niqab nella città cantiere. Marco Imarisio ci fa un servizione sul Corrierone e te l'ho detto, il motivo c'è, perché PD e destra vanno d'accordo su questo argomento, e è una notizia sicuramente, ma soprattutto perché a Monfalcone si va a votare prossimamente, perché la Cisine è diventata, lo sapete, europarlamentare della Lega. A pagina 21 del Corriere, il niqab a scuola nella città cantiere. Monfalcone, viaggio dove il velo in classe è un caso e un abitante su 3 è straniero. Attenzione, perché io sto ricevendo, e fatemi sapere anche voi amici da tutta Italia, sto ricevendo segnalazioni che questa cosa del velo in classe si sta ripetendo anche in altre scuole.
Dove non c'è questo riconoscimento, ad esempio, cioè l'alunna non viene riconosciuta in una stanzetta chiusa e da qualcuno che gli fa sollevare il velo. Mi dite se accade anche in qualche vostra scuola dove insegnate o dove avete figli. 340 67 09 659. Qui c'è un paginone grande grande su questo argomento che racconta tutto quello che avviene a Monfalcone, il fatto che sia una città che lavora per costruire navi e per fortuna c'è un nuovo contratto per 4 nuove navi da crociera. Ci sarà lavoro fino al 2035, scrive il Corriere. Ci sarà bisogno di altra manodopera, c'è bisogno di sciogliere certi nodi ora, perché Monfalcone è anche un'anticipazione del futuro che ci aspetta. Tiè, Curnet, e tocchiamo dove vogliamo toccare. Il ministro Valditara dice: serve una legge. Condivido il messaggio del garante per l'infanzia Marina Terragni a proposito dell'uso del niqab da parte di alcune studentesse di una scuola di Monfalcone. La scuola deve essere un luogo di vera integrazione, dice il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, che aggiunge: senza una legge che riveda la normativa vigente, non si può chiedere a dirigenti scolastici e docenti più di quanto ha fatto la preside della scuola di Monfalcone. Cosa ha fatto la preside? Ha detto: piuttosto che queste ragazze stiano a casa perché loro non accettano di uscire senza niqab, le facciamo venire a scuola così bardate. Cosa ne pensate voi? 340 6709 659, tutto raccontato a pagina 21 del Corriere della Sera. E ripeto, è la prima volta che PD e Lega non litigano, hanno più o meno lo stesso pensiero. Nei primi giorni appena scoppiata la bombettina, adesso vediamo, poi ci saranno aggiustamenti certamente, che si va a votare, si va al voto a Monfalcone, scusami. Rimango sul Corriere, tanto per dirvi quello che si scrive sui quotidiani in queste ore sul fronte al Masri, perché giustamente a pagina 6, ma c'è una spataffiata di decine di pagine su ogni giornale che io vi risparmio sinceramente, se le volete sentire leggere girate su un altro canale. Il PD attacca e Conte, ostruzionismo, la segretaria Dem, l'informativa non ha chiarito, parli Meloni, l'escalation di accuse del leader dei 5 Stelle, scrive Maria Teresa Meli quest'oggi sul Corriere. E poi il personaggio Fabrizio Roncone dipinge la Schlein e gli fa un fracco di complimenti, parole dure, e il coniglio la svolta di Schlein. In aula frasi chiare e dirette, battute e modi da passionaria. Oh, passionaria. Mi viene la lacrimuccia. Un tempo, sapete qual era la passionaria del PD? Dai che lo sapete, era Rosy Bindi, c'ho le lacrime davvero, che cacchio, era Rosy Bindi la passionaria. Adesso siamo passati alla Schlein, che tu dici, ma insomma non è che ci sia silenzio, una reazione dopo settimane complicate dentro il partito, è diventata la passionaria del PD, il Corriere. Devo chiamare il dottor Linguetta quest'oggi. Lei non è la Presidente del Consiglio, è la Presidente del Coniglio. Oh, Cainarca ringrazia, perché è lui che ha inventato questa dicitura. Scappa dalle sue responsabilità. Ci facciamo un altro remix. Scappa dalle sue responsabilità. Oggi vi nascondete dietro i cavilli? È il giuridichese, ma qua non si tratta di una difesa formale, ma di una scelta politica. Allora, assumetevi una responsabilità. La verità è che vi vergognate di quello che fate e per questo mentite. Applausi a scena aperta per la nuova passionaria del PD e la Schlein, secondo il Corriere. Penso che vi basti una roba del genere. Sui giornali è tutto così, ok? Non solo sulla Schlein, chiaramente anche su Conte, oggi viene intervistato. Sappiatelo, vado avanti a girare sul Corriere così per curiosità, e no scherzi, qui si parla anche di questa situazione a pagina
15 software spia sui giornalisti, il mistero dei mandanti, altro fronte per il governo. Cancellato e Casarini, noi violati, hanno violato Casarini, ragazzi, che ci vuole tutta, eh? L'opposizione, esecutivo in aula, che novità! Nel giorno in cui Paragon Solution rescinde il contratto con il governo, secondo un'indiscrezione del britannico Guardian, per violazione del codice etico, le opposizioni sollecitano la premier Giorgia Meloni e i ministri dell'interno, della giustizia Piantedosi e Nordio a riferire in Parlamento di nuovo sul caso Spyware, questa volta dopo che Palazzo Chigi ha negato il coinvolgimento della nostra intelligence. E qua mi fermo, dobbiamo cercare di capire, insomma, noi neghiamo sempre, non facciamo mai niente, neghiamo, poi salta fuori che non lo so. Qui mi fermo certamente, ma Paragon, che cos'è questa cosa? Che ci ricorda tanto Paragone, che qualcuno che è rimasto anche male perché lo seguiva, andava alle sue manifestazioni, gli faceva il gazebo, e qualcuno anche della Lega, insomma, che diceva no, Paragone in gamba, e poi questo se n'è uscito, non ha fatto più un cazzo, ha pensato solo a lui e a parlare in televisione. Paragon non c'entra niente con Paragone, è il nome dell'azienda che produce lo spyware. L'impresa, che è stata recentemente acquisita da un fondo statunitense, è stata fondata da imprenditori israeliani. Nata nel 2019, fornisce i suoi servizi tra gli altri all'establishment della sicurezza israeliano, all'FBI. Paragon ha come clienti 35 agenzie per la sicurezza governative e non sottoscrive contratti con nazioni che sono accusate di abusare di spyware. Tra queste Messico, India, ma anche alcuni paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Ho sbagliato a leggere, quindi sottoscrive contratti con nazioni, non sottoscrive contratti con nazioni che sono accusate di abusare di spyware. E noi saremmo una di queste, nel senso che ci hanno tolto il contratto perché abbiamo spiato chi per contratto non dovevamo spiare. E naturalmente l'intervista sul Corriere a chi è? A Luca Casarini, l'attivista inquietante. Il mio telefono ora è stato distrutto. No, l'apparecchio è stato distrutto, poteva essere usato come microfono, registratore per inserire documenti, ma dai, ha dovuto distruggere il suo telefonino, Casarini. Scherziamo, però se vi interessa, oggi sul Corriere paginone, ma il Corriere si occupa anche di Vannacci, tessere e gruppo giovani, la campagna di Vannacci a distanza dalla Lega, a Bruxelles fino al venerdì, poi weekend di incontri in Italia, ma non è una novità. È inutile che voi giornalisti continuate a provarci, scrive Bozza sul Corriere, ve lo ripeto, non fonderò alcun partito, non tradirò Matteo Salvini. Roberto Vannacci continua a smentire uno strappo col Carroccio, ma nel frattempo continua la sua marcia politica in autonomia e con il simbolo della Lega ormai quasi desaparecido dai social e dalla comunicazione delle sue iniziative sul territorio. Così quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Giro pagina di nuovo e me ne vado felicemente dal Corriere per andare sul quotidiano Il Giornale, che dicevamo ha di buono la bella notizia. Primo taglio delle tasse, si parte a Pasqua e siamo contentissimi, e poi la partita dell'auto con l'Unione Europea che ingrana la retro sul diktat elettrico. Sulla benzina non ancora, ma vedrete che un po' ci arriviamo. Per le auto ibride cade il tabù del 2035, perché volevano fermare pure quelle ibride. Siamo scemi tutti quanti. Si fa strada la proposta italiana della neutralità tecnologica, salvando anche i veicoli plug-in, ok? Ci stiamo arrivando, si rendono conto che è insostenibile il cambiamento che volevano fare, e poi, ribadisco, lo volevano fare solo qua in Europa. In retroscena, scrive Francesco Giubilei, dopo la sbornia, Bruxelles pronta a staccare la spina al Green Deal. La tenaglia Trump-Germania sgretola un altro dogma, ma resta il nodo delle nuove regole.
Stiamo a vedere, però ve l'ho detto, Mago Varin lo prevedeva e sta arrivando davvero. Giro pagina, sicurezza, il PD mette all'angolo Elli. I sindaci Dem alla segretaria, sbagliato pensare sia un tema caro solo alla destra. Intanto però, lo scrive subito sotto il quotidiano Il Giornale, hanno licenziato Gabrielli a Milano. E dicono, eh no, è finito il contratto, fallimento della sinistra, scrive Giannino della Fratina, ennesima missione incompiuta di una sinistra che sulla sicurezza dimostra di non essere in grado di azzeccarne una, perché con tutto il rispetto per un ottimo professionista che nella lunga carriera di servitore dello Stato ha dimostrato questo valore, è difficile definire altrimenti l'addio di Franco Gabrielli al comune di Milano. Lì dove il sindaco Giuseppe Sala lo aveva chiamato con l'altisonante incarico di delegato per la sicurezza e la coesione sociale, una targa davanti all'ufficio da far tremare le vene ai polsi, soprattutto a Milano, città che sta scivolando su una china pericolosa in tutti i sensi. C'erano più morti, sparatorie e rapine tempo fa, obiettano da sinistra, impugnando statistiche deformate in una lettura sempre troppo politica, perché gli assalti alle banche di una volta o i portavalori in via Osoppo, ma anche lo scorazzare delle bande di Turatello e Vallanzasca o gli assassini di Ramelli e Iaio e Fausto ben poco incidevano sulla qualità della vita e della sicurezza dei milanesi. Ben più a rischio oggi, quando portare un orologio di grande valore espone a un'alta probabilità di essere rapinati o si vive nell'incubo di avere figli o nipoti sui Naviglio o in Corso Como, per non dire del terrore in stazione centrale se si deve prendere un passante ferroviario, una metropolitana o un tram di notte, non trascurando il Capodanno in Piazza Duomo, ostaggio delle bande di extracomunitari che si esercitano nelle violenze sessuali e rituali dei loro paesi. Milano non è Gotham City e il centrodestra usa la sicurezza per la campagna elettorale. Si sono indignati per anni i politici di sinistra in rivolta quando il governo Berlusconi e l'allora ministro Ignazio La Russa mandarono i militari di strade sicure. Salvo oggi, quando il vaso è ormai in cocci, chiedere aiuto proprio a un super poliziotto, ma licenziandolo quando a Milano l'emergenza sicurezza ha raggiunto e già superato il livello d'allarme. Una scadenza di mandato già concordata, raccontano al Corriere, ma comunque assolutamente incomprensibile, perché i casi sono due: o Gabrielli non è servito a nulla e allora siamo di fronte all'ennesimo fallimento delle politiche sulla sicurezza della sinistra, o è servito e allora proprio non si capisce perché privarsi del suo prezioso contributo proprio adesso che è più necessario. Misteri di una sinistra che sulla materia macera nelle contraddizioni, a meno che a pensar male non si indovini pur facendo peccato, perché erano in molti a considerare questa delega come una presentazione di Gabrielli alla città in attesa di candidarlo sindaco. E altrettanti sono quelli che oggi pensano che lo stesso Gabrielli ha capito che con Elly Schlein alla guida del PD la sua strada verso il piano nobile di Palazzo Marino è già sbarrata, a meno che la sua prossima presenza a un convegno organizzato da Pierfrancesco Maiorino non preannunci una bella giravolta. E il tradimento di Sala con il suo peggior avversario, giochi della politica ma sempre alle spalle dei cittadini. Così ciao ciao Gabrielli, e dopo qualche dichiarazione fatta anche su brutti fatti che sono avvenuti a Milano, chissà che ce lo rivediamo a tornare dalla finestra. Tan, ta, ta, ta. Anche sul Giornale, Paragon finisce in procura, il governo non c'entriamo. L'attivista ONG Casarini spiato prepara la denuncia. I media UE accusano l'Italia ha violato il contratto etico. E chiaramente si parla anche dei misteri dietro lo spyware che imbarazza l'intelligence. Il software militare serve ad hackerare telefonini criptati, di solito in uso a terroristi o estremisti. No, non esplode, però sanno tutto quello che scrivi. Buongiorno, pronto? Sì, buongiorno. Ah, c'è Crosetto in linea? Ma non è lui. No. Scoperta una maxi truffa, non credete, se vi chiama Crosetto mandatelo affan, ok?
Un bel rischio, eh? Truffe telefoniche sfruttando il nome del ministro della difesa Guido Crosetto. E lo stesso membro del governo a raccontarlo con un post su X. Crosetto racconta di essere stato raggiunto al telefono da un imprenditore che aveva appena fatto un bonifico richiestogli da un generale che chiamava a nome del ministro. Lo stesso imprenditore era stato anche raggiunto da una sedicente segretaria del ministro. Pronto? Sono la segretaria di Crosetto, buongiorno. Stessa Prazzi con altri 2 imprenditori. Oh, ma siete dei boccaloni forti. Scherzi a parte, con l'intelligenza artificiale, ragazzi, fare parlare Crosetto al telefono è una stupidata. Stiamo andando verso tempi molto complicati su questo fronte, sul fronte degli imbrogli. Un certo tempo si facevano gli scherzi telefonici con gli imitatori. È una cosa pazzesca, c'è Beppe Grillo al telefono. E adesso la voce di Beppe Grillo è perfetta, è la sua voce e gli fanno dire quello che volete. Il resto del Carlino, QN, caso Libia, scontro tra governo e l'AIA, ma soprattutto in centropagina l'annuncio di Barenboim: non mi arrendo alla malattia, ho il Parkinson, dirigerò finché posso. Il maestro Daniel Barenboim, 82 anni, uno dei più grandi direttori d'orchestra di sempre, ieri ha annunciato pubblicamente di essere affetto dal morbo di Parkinson. Per il futuro adempierò a più doveri professionali possibili, ha scritto. Come sempre considero la West Eastern Divan Orchestra la mia responsabilità più importante, l'essenziale per me garantirne la stabilità e lo sviluppo a lungo termine. Ma che importa, a Imola arrivano gli AC/DC, lo show in autodromo, biglietti in vendita per il concerto. Sono usciti i biglietti. Chi va al concerto degli AC/DC? Siamo sempre sul quotidiano QN, il resto del Carlino, quotidiano nazionale. Chiaramente si parla dei giornalisti attivisti spiati. L'Italia non rispetta i patti, Paragon rescinde il contratto. E poi sulla riforma della sanità, i medici di base restino autonomi, Moratti, ma la paga diventi oraria. La proposta dell'ex assessore al welfare lombardo: così troveremo gli specialisti per le aree più remote. L'Italia deve restare a tutti i costi all'interno dell'OMS, che garantisce linee guida globali. Se ne parla quest'oggi a pagina 8 del quotidiano nazionale. Sono meditazioni chiaramente sulla possibile riforma della sanità. Di spalla si parla anche, incredibile, di disabilità, le nuove regole. La ministra Locatelli incontra medici e INPS. Andiamo avanti con la sperimentazione. Oggi se ne parla sul quotidiano nazionale. Il Tempo ha una copertina importante per noi leghisti celoduristi, ma in generale per il centrodestra. Ve la leggo tra poco, perché prima, tu dici no, c'è la pubblicità, no, non c'è un cavolo, ma ci mancherebbe altro. Prima vado su Repubblica, perché la Repubblica parla in prima pagina naturalmente dello scontro governo-CPI, poi un bel servizio sulla maledizione di Guantanamo e quindi questi poveri immigrati che vengono rimandati nel loro paese in America, ma che vorremmo fare anche noi. Trump sanziona la CPI per le accuse a USA e Israele, l'Europa risponde è devastante, ma soprattutto la Casa Bianca, svolta mistica di Donald che apre l'ufficio della fede. Donald Trump ha anche ordinato di colpire tutte le forme di discriminazione contro i cristiani. Ne parla oggi Repubblica a pagina 4 all'interno di questo servizione poi che parla del centro di detenzione di Guantanamo. Ma a pagina 11, signori, c'è cascato di nuovo. Non ne parla solo lui oggi su Repubblica, ci mancherebbe, ma è tornato Matteo Pucciarelli, che non se n'è mai andato, lo vediamo in TV molto spesso, quello con 2 orecchini, e fatto sta che ha ricominciato a fare pubblicità ai libri, questa volta a un libro citato proprio ieri in prima pagina dal Fatto Quotidiano, sono proprio loro che ci credono molto. Di cosa parla questo libro?
le chat di Fratelli d'Italia contro Salvini, un bambino disadattato, foti su Mussolini, un gigante. Un libro svela messaggi dal 2018 in poi. Cirielli, bisogna attaccare Berlusconi e Forza Italia, banditi e ladri. Oh, Matteo Pucciarelli gli piace fare pubblicità ai libri e poi di solito hanno un successo della miseria. Questo, devo dirti, sembra un pochettino smorto. Fratelli di Chat si chiama il libro di Salvini, Giacomo Salvini, non parente, che esce oggi in libreria per le edizioni Paper First, 336 pagine, 17 euro. E ragazzi, se volete sentir parlare male di Matteo Salvini in primo luogo, ma non soltanto, perché erano i tempi in cui la Lega era al governo con Draghi, è proprio così. Chiaramente chi c'era fuori, e fuori c'era solo la Meloni, poteva parlare e dire quello che voleva. Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, i migliori leccaculo. Parole di Giorgia Meloni solo 4 anni fa, commentando l'avvio del governo Draghi. I giudizi sull'attuale vicepremier leghista proferiti da personalità di primissimo piano di Fratelli d'Italia, alcuni dei quali sono ministri e sono anche netti. Salvini viene descritto in maniera impietosa, gonfio, confuso, quando si toglie il vino da tavola, e poi porello, poveretto, un bambino viziato e disadattato, oltre a riferimenti a sue possibili conoscenze con spacciatori. Questo ed altro, signori, con Matteo Pucciarelli a pagina 11 di Repubblica. Vado a vomitare un attimo, ma torno tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La fotografia della giornata odierna vede l'anticiclone in graduale ritirata e le nubi invece in aumento. In mattinata ci attende una nuvolosità diffusa, specialmente sul fianco occidentale, con qualche piovasco sulle isole maggiori e in Calabria. Nel pomeriggio ancora qualche rovescio sulle stesse zone, con fenomeni in estensione anche al nord-ovest, con le prime piogge in Liguria, nevosi poi a quote di bassa collina in Piemonte dalla sera. Temperature in calo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40
408 con i 3 falconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Una rassegna stampa che ogni mezz'ora ha una pausa con un artista indipendente, sconosciuto, che mai andrà a Sanremo perché non vuole entrare in quel business. Non vuole o non può entrare? Punto di domanda. Non è certamente il caso di questa bella canzone di Teto d'Aprile. Si intitola Fototessere per tutti i documenti. Teto d'Aprile arriva dal Salento, premio al meeting etichette indipendenti. Questo è il suo viaggio interiore sotto forma di dialogo diretto con una donna. Artisti indipendenti che da tutta Italia scrivono a sammy.varin@radiolibertà.net o mi trovate sui social e mi fate ascoltare il vostro pezzo. Se merita, io lo trasmetto in questo programma. Buongiorno, come state? Tutto bene? Il bello arriva adesso, eh sì, perché si parla di Lega di Matteo Salvini e dell'ennesimo tentativo di una certa sinistra di farci litigare, questa volta di farci litigare con Fratelli d'Italia. Lo mette in prima pagina anche il Corriere, nel caffè di Massimo Gramellini. Sparliamone tra noi. Fratelli d'Italia, per tacere delle sorelle, pensano di Salvini tutto il male possibile, i Fratelli d'Italia. Chi gli dà del ministro Bimbo Minchia,
chi del cialtrone superficiale, esiste dunque un cialtrone profondo. Lollobrigida lo definisce troppo ridicolo, come se Fedez dicesse di Tony F che è troppo sboccato. Oh, a proposito, hanno deciso di rendere più simpatica la canzone Bella Stronza che Fedez canterà a Sanremo con Marco Masini. La censureranno! Ma come la intitolano? Bella Sbronza? Guarda, ti giuro, dice una cazzata di Sammy Varin. Giuro che è così, dopo ve ne parlo. Fatto sta, insomma, ci vogliono far litigare all'interno del governo con Fratelli d'Italia. È uscito questo libro di Giacomo Salvini che viene pubblicizzato oggi da cani e porci tra i giornalisti italiani. Non parente Giacomo Salvini, questo libro si intitola giustamente, Gramellini lo deve pubblicizzare, ma pagano Fratelli di Chat, e ricostruisce gli ultimi anni del primo partito italiano attraverso il gruppo di WhatsApp a cui i suoi principali esponenti sciaguratamente aderiscono. Temo succede anche negli altri partiti, scrive Gramellini. Chi è senza peccato scagli la prima chat. Due cose infatti sono chiare. La prima è che se oggi ci fosse ancora Andreotti, non dico neanche la Malfa o Berlinguer, si guarderebbe bene dal lasciare tracce scritte dei propri pensieri su una chat in cui chiunque possa andare a curiosare. E Andreotti, ragazzi, se ne è portati di segreti nella tomba. La seconda è che non serviva una chat per sapere quel che Meloni pensa del leader leghista. Io avrei usato il passato, pensava, perché Salvini era al governo con Draghi e con la sinistra, la Meloni era l'unica che stava fuori, ricordate? Memoria da pesciolini. Basta vedere come lo guarda, anzi come non lo guarda, scrive Gramellini, che insinua così, quando si incontra Salvini con la Meloni lo guarda in un modo, si illude o fa finta di illudersi. Chi come Renzi ne chiede le dimissioni. I cattivi pensieri dei fratelli di chat non turberanno l'ego fisarmonica di Salvini. In effetti gli piace la fisarmonica. I due alleati continueranno ad andare di disamore d'accordo finché il sondaggio non li separi. Così Gramellini, simpaticissimo oggi sul Corriere, nel suo caffè, sparliamone tra noi. Per fortuna c'è il quotidiano Il Tempo che corre a soccorso, se mai ci fosse bisogno del soccorso a Matteo Salvini, mettendolo in prima pagina sul Tempo: da Musk alle chat, adesso parlo io. Scrive oggi il quotidiano Il Tempo. Se mi seguite da Roma, chiaramente uscite di casa, lo comprate subito, ma richiedetelo anche nel resto d'Italia. Rompete le palle all'edicolante. Non esce da tutte le parti Il Tempo di Roma, ma è comunque nazionale. Da Musk alle chat, adesso parlo io. Esportare il modello MAGA di Trump anche in Europa. Caso Al-Masri, ho fiducia nei miei colleghi di governo. Io, bimbo minchia, non sono permaloso. Era un'altra era politica. Giorgia potrà confermare che non la pensano così. Oggi a go go Matteo Salvini su quotidiano Il Tempo. Chiaramente di spalla c'è la controanticipazione anche qui. Ecco le chat rubate per infangare Giorgia, tra fake e forzature, il libro Boomerang. Il caso del giorno si è già sgonfiato. Da Mattarella a Crosetto e i dossier. Il Tempo confronta i messaggi di Fratelli d'Italia con le interpretazioni fantasiose. E allora entriamoci all'interno del quotidiano Il Tempo. All'interno proprio si scrive adesso parlo io, con un bel fotone gigantesco di Matteo Salvini, ma nella pagina successiva, pagina 4, ecco le chat rubate per infangare Giorgia, tra fake e forzature, ma è già Boomerang. Le scioccanti rivelazioni del Fatto di ieri non sono altro che un manuale per segnare le diversità tra Fratelli d'Italia e Lega nel governo giallo-verde. Frasi estrapolate ad arte per spaccare la maggioranza. Ma ribadisco, la maggioranza che a quei tempi non era una maggioranza, perché noi eravamo al governo con un accrocchio di emergenza a capo Draghi e la Meloni era l'unica fuori. L'alleanza su Draghi, un po' come partire no euro e finire
eseguendo gli ordini di Mario. Giorgia conferma quanto già dichiarato in TV. La falsa congiura di La Russa. L'allora senatore avvertiva: possiamo anche sottrarre voti leghisti, ma non attaccando Salvini. Sulla conflittualità sui migranti, la Sea-Watch segna il fallimento della chiusura dei porti, ma la scottante rivelazione delle chat è su tutti i telegiornali. Insomma, si scopre l'acqua fresca con questo libro di Giacomo Salvini, che parla male del centrodestra, ma soprattutto di Matteo Salvini, che viene intervistato a pagina 2 del Tempo da Dario Martini. Dal progetto di Elon Musk di esportare il modello Trump in Europa al piano americano per Gaza fino alle questioni interne, dall'espulsione di al-Masri alla necessità di una nuova rottamazione per le cartelle esattoriali. Affrontiamo con Matteo Salvini tutti i temi caldi del momento, quindi anche il caso delle chat di Fratelli d'Italia che qualche irritazione ha creato nella Lega, ma anche nel partito della Premier Meloni. Ministro Salvini, partiamo dall'Europa. Domani a Madrid c'è il vertice dei patrioti. È davvero esportabile il modello MAGA nel nostro continente nella declinazione MEGA? Make Europe Great Again? Risponde Salvini: certamente sì, vogliamo rafforzare il progetto politico di chi vuole un'Europa più concreta, capace cioè di fare meno cose ma di farle meglio, capace di proteggere famiglie e imprese europee. Esempio concreto: come fatto da Trump, Bruxelles dovrebbe immediatamente bloccare l'estremismo green che vorrebbe imporre solo auto elettriche dal 2035, una scelta che favorirebbe la Cina e danneggerebbe il vecchio continente. Ecco, su questo e su altri temi come l'immigrazione vogliamo dare la sveglia a Bruxelles. La sinistra italiana ed europea denuncia le ingerenze di Elon Musk in Europa, prima contro Starmer nel Regno Unito, ora nelle elezioni tedesche con il sostegno dell'AfD. Sono paure fondate? Chiede il Tempo a Matteo Salvini. Assolutamente no, risponde lui. A sinistra hanno tollerato e addirittura accettato sostegno finanziario da personaggi come Soros e tifano pubblicamente per organizzazioni straniere che portano immigrati in Italia, sfidando apertamente le nostre leggi. Musk ha il diritto di esprimere opinioni, il problema è che non è allineato al politicamente corretto di sinistra e quindi viene attaccato. È possibile un dialogo in Europa tra voi, conservatori e popolari, su alcuni dossier? E nel caso quali? Assolutamente sì, peraltro alcune prove di dialogo sono già concrete in alcuni paesi come la Germania o la Spagna, e in Italia governiamo insieme, a dimostrazione che il nostro paese è un laboratorio politico a cui tutto il vecchio continente deve guardare con attenzione, contro l'immigrazione selvaggia e l'estremismo green, a sostegno delle radici giudaico-cristiane dell'Europa o sulla tutela del lavoro. Tutte le forze di centrodestra hanno il dovere di fare sintesi. Noi in Italia abbiamo avuto un grande maestro, Silvio Berlusconi. Dobbiamo ricordare la sua capacità di allargare la coalizione, le coalizioni, pur di battere le sinistre e farne tesoro. Der Spiegel scrive che l'Europa lavora alla possibilità di non vendere più solo auto elettriche dal 2035, ma anche quelle ibride. È la soluzione giusta? Chiede il Tempo a Salvini. È un passo in avanti rispetto alla follia suicida della coppia von der Leyen-Timmermans. Infatti siamo stati gli unici a non votare mai per Ursula, specifica Salvini. Sarebbe il primo passo verso il ravvedimento, ma serve più coraggio, includendo anche altre tecnologie come i biocombustibili, per esempio. La proposta di Donald Trump per una Gaza riviera ha sollevato un coro di no. C'è chi parla di pulizia etnica. Che ne pensa? Chiede il quotidiano Il Tempo a Matteo Salvini. È interesse degli stessi palestinesi il totale sradicamento del terrorismo. Penso che Donald Trump sia l'unico leader capace di portare pace in Medio Oriente e in Ucraina. Abbiamo il dovere di guardare con interesse alle sue proposte e mi auguro che la sua idea per risollevare Gaza possa concretizzarsi. Il Fatto pubblica le chat interne di Fratelli d'Italia con commenti poco lusinghieri sulla Lega, partito senza onore,
E su di lei, bimbo minchia, che effetto le ha fatto leggerli? C'è un problema in maggioranza? Chiede Il Tempo oggi a Matteo Salvini. Risponde lui: c'è qualcuno che spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate? Sbaglia. Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso, non fa piacere leggere certe cose, però si tratta di battute scritte in un'altra era politica che, sono certo, non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo. Caso Al-Masri, i ministri Nordio e Piantedosi hanno riferito in Parlamento, le opposizioni però insistono sul fatto che è stato liberato un torturatore. Risponde Salvini: mi fido dei miei colleghi di governo, la sinistra ha spalancato i porti all'arrivo di centinaia di migliaia di clandestini, non credo possa dare lezioni a un governo che spelli i delinquenti. E ricordo che è la stessa sinistra che mi voleva in galera per aver difeso i confini. Come si esce da questa contrapposizione frontale e accuse reciproche tra una parte della magistratura e il governo sulla riforma della giustizia? Risponde Salvini: mi auguro che l'ANM abbassi i toni, perché il principio della divisione dei poteri deve valere anche per la magistratura, che non può interferire col potere legislativo. Infine, lei propone una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Non basta il concordato voluto dal viceministro Leo? Risponde Salvini: sono due cose diverse. Noi spingiamo anche sulla rottamazione perché è una norma di buon senso e che dà ossigeno all'Italia che lavora. Al 31 dicembre 2023 ci sono 163 milioni di cartelle con milioni di famiglie coinvolte. Sosteniamo il principio che chi si impegna, lavora ed è in buona fede deve essere sostenuto e non ostacolato. In questo senso, nell'ottica di semplificare la vita ai cittadini tagliando la burocrazia, vogliamo ridurre il potere delle sovrintendenze per tutto quello che non è patrimonio storico-culturale rilevante, responsabilizzando maggiormente i sindaci. Così l'intervista a Matteo Salvini quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che ricorda anche il grande raduno dei patrioti in Spagna di domani, oltre a Salvini anche Le Pen e Orbán, ma anche l'incontro pubblico di Pordenone di oggi, il confronto sull'autonomia con Calderoli, Fedriga e Zaia, si discute delle prospettive che si aprono per le regioni. Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghi. Arriviamo alla fine dell'esame di questo provvedimento cultura, che oggi rappresenta un primo passo verso il raggiungimento delle priorità strategiche del nostro Paese in ambito culturale. Esso pone l'accento sulla cultura come bene comune, promuovendone l'accessibilità e l'integrazione nella vita delle comunità in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale che caratterizza il piano Olivetti per la cultura. Non è un caso che questo provvedimento ha il nome di Adriano Olivetti, è stato più volte citato in quest'Aula, un uomo straordinario, un imprenditore visionario che ha saputo coniugare innovazione tecnologica e progresso culturale e che ha compreso l'importanza della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico. A lui poi possiamo anche accostare la figura di Mattei, Enrico Mattei, marchigiano come me, è stato anche lui citato più volte, a cui si è ispirato questo governo, e a tal proposito il Ministro della Cultura, il Ministero della Cultura si doterà di una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere iniziative di grande rilievo per promuovere la cultura italiana, aiutando in maniera concreta i paesi confinanti con noi dall'altro lato del mare, in una zona geograficamente strategica. Quindi con questo decreto si mette al centro la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne, delle zone svantaggiate, territori che spesso subiscono marginalità e spopolamento e che necessitano di un concreto rilancio culturale. La cultura è un elemento chiave per la coesione sociale e per il recupero di territori che altrimenti rischiano di rimanere ai margini dello sviluppo. È nella cultura che le persone trovano un senso di appartenenza, superano l'isolamento e costituiscono un tessuto sociale più coeso, solidale e capace di affrontare le sfide del presente e del futuro. È in quest'ottica che si vogliono valorizzare le biblioteche, luoghi di conoscenza,
ma anche di aggregazione, le cosiddette piazze del sapere. Io mi sono occupata da assessore alla cultura del Comune di Ascoli, assessore alla cultura anche della Regione delle Marche, proprio di valorizzare le biblioteche anche con questo progetto insieme al tempo con Antonella Agnoli, proprio perché sono l'emblema anche delle nostre comunità e sono capillari in tutti i nostri comuni, in tutti i nostri borghi, e attraverso il loro patrimonio materiale e digitale possono costituire punti di riferimento per la crescita intellettuale e civile della nostra società. Come Lega abbiamo sempre posto grande attenzione al settore dell'editoria, delle librerie e dei presidi culturali nei borghi, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella diffusione della conoscenza e nel mantenimento dell'identità culturale del nostro Paese. Questi centri culturali sono veramente un argine prezioso contro le sfide, la rivoluzione digitale e l'intelligenza artificiale che porteranno con sé, e attraverso questi presidi possiamo rimettere al centro dei percorsi educativi il pensiero critico, perché senza di esso rischiamo di trovarci di fronte ad una tecnologia priva di socialità e ad una società priva di umanità. Dobbiamo puntare alla promozione della lettura e riteniamo che essa debba essere sostenuta sin dalla scuola, ed è fondamentale proseguire questo percorso con azioni ancora più incisive. È necessario rafforzare il sostegno al Centro per il Libro e per la Lettura e incentivare iniziative educative nelle scuole, con incontri appositi e testimonianze compensatorie intellettuali che hanno un'esperienza da raccontare, affinché i giovani possano crescere nella curiosità e nella scoperta e possano capire la bellezza, sviluppare un senso critico ed essere recuperati dall'abuso dei social media e dalla disinformazione che ne deriva. Come vicepresidente della Commissione Cultura sono comunque contenta e soddisfatta che questo provvedimento contiene delle misure concrete. Parliamo di 4 milioni di euro per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte dei giovani under 35, quindi un supporto anche qui ai giovani. Un fondo di 30 milioni per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche statali, degli enti territoriali e enti culturali. Un altro fondo di 10 milioni per ampliare l'offerta culturale dei quotidiani e potenziare quindi le pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e all'audiovisivo. La cultura deve essere lo strumento principale per offrire, come dicevamo, ai nostri giovani nuove prospettive e opportunità, consentendo loro di individuare percorsi formativi e professionali coerenti con le proprie aspirazioni. Le aspirazioni nascono e prendono vita proprio dalla scoperta, che accende il desiderio di guardare oltre, intravedendo una prospettiva e un futuro. Scientia potentia est, la conoscenza è potere, scriveva il filosofo Bacone. La cultura non è solo sapere, ma anche libertà, consapevolezza e coraggio. E voglio ricordare alle opposizioni, perché ci sono state tante critiche, che la cultura non è di proprietà solo della sinistra, come vorrebbero loro e i circoli radical chic. Questo decreto poi pone anche un altro intervento importante che abbiamo sostenuto come Lega, che è il sostegno al Mufoco, che è un museo pubblico, il primo museo pubblico in Italia dedicato alla fotografia contemporanea, ed è una struttura attiva nel campo della conservazione, catalogazione, studio e divulgazione della fotografia, che dispone di un patrimonio di circa 2 milioni di fotografie organizzate in ben 35 fondi fotografici. E come concordato con il Ministro e anche in Commissione, come già chiesto in Commissione, noi proponiamo di raddoppiare lo stanziamento di 500.000 euro e di approvare in tempi brevi la proposta di legge depositata in Commissione anche in via breve, in via legislativa, proprio per affinché questa misura diventi strutturale e non temporanea. Per quanto riguarda anche la semplificazione che noi avevamo chiesto come Lega per i pareri delle sovrintendenze,
Noi continueremo a sostenere questa proposta con convinzione, che prevede la limitazione paesaggistica intervenendo sulla terza parte del decreto legge 42 del 2004, che non include beni culturali e monumentali, ma per l'appunto solo quelli paesaggistici. In questi casi il parere delle soprintendenze non verrebbe escluso, ma rimane obbligatorio, però senza essere vincolante, e quindi non stiamo parlando di un attacco al nostro patrimonio storico e culturale, che rimane e rimarrà sempre una priorità per tutti noi. Tutto il contrario, stiamo parlando di semplificare, di rendere più snelle le procedure, di evitare che cittadini, imprenditori, amministratori locali debbano attendere periodi lunghissimi per ottenere un'autorizzazione per interventi spesso di ordinaria amministrazione. Non possiamo più permetterci che investimenti, opere pubbliche e iniziative di riqualificazione restino bloccati a causa di un eccesso di burocrazia che troppo spesso si trasforma in immobilismo. È per questo motivo che come Lega stiamo portando avanti questa riforma, depositando una proposta di legge in Senato, e a breve verrà depositata anche qui alla Camera. Poi ci sono anche misure di semplificazione in questo decreto importanti, come l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, e la possibilità di sostituire ogni atto autorizzativo necessario all'organizzazione di spettacoli dal vivo con la segnalazione certificata di inizio attività. Ecco, attraverso queste semplificazioni si permette al settore cultura di incrementare il proprio valore economico e dunque di potenziare anche l'indotto generato dagli eventi. Alla luce di queste considerazioni annuncio il voto favorevole della Lega al provvedimento, convinti che la direzione e la strategia seguita sino ad oggi siano giuste, ed auspichiamo che il percorso avviato possa essere ulteriormente integrato da provvedimenti per rafforzare sempre di più l'assetto culturale del nostro Paese. Come affermava Adriano Olivetti, voglio concludere con un suo pensiero: la bellezza insieme all'amore, alla verità e alla giustizia è una forma autentica di promozione spirituale. Uomini, ideologie e stati che trascurano anche solo una di queste forze creatrici non potranno mai indicare il cammino della civiltà. Grazie, Presidente. Grazie. Qui Parlamento.
Ma che bella, ci sveglia questa canzone. Guardami negli occhi. Loro si chiamano 10 Diaz, proprio con il numero 10 Diaz. Un amore non corrisposto può sempre cambiare col tempo. Li seguiamo dal 2013, bravi 10 Diaz con Guardami negli occhi, con il buongiorno rinnovato. Sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, grazie al sito dg85.it, Domodossola Genova 85.it, che oggi mette in pagina un servizione su Sammy Varin e su Radio Libertà. Sammy Varin, la ruffa popolo di Radio Libertà, lo speaker più amato e odiato d'Italia, ogni mattina con la sua rassegna stampa regala risate ma anche riflessioni. Grazie e complimenti a Davide Gerbino, blogger delle eccellenze, che ci ha regalato un bel servizio per chi non ci conosce, anche perché non si parla solo di Sammy Varin e di questa strana rassegna stampa, ma anche di quello che porta avanti Radio Libertà, il messaggio, la controinformazione, non soltanto politica ma anche musicale. A proposito, oggi è venerdì, a mezzogiorno c'è musica indipendente, ospitoni che non vi dico in studio e non soltanto. Tra poco le vostre telefonate, i vostri WhatsApp. Prima però ancora qualche notizietta dal quotidiano Il Tempo, che oggi è ricchissimo perché intervista Matteo Salvini. Da Musk alle chat, lo sapete, è uscito, non lo sapete, è uscito un libro con le chat segrete dei tempi in cui la Lega era al governo con Draghi e la Meloni fuori, e quello quindi che dicevano contro Matteo Salvini e non soltanto. Non l'avete ancora comprato? Ma dai, lo pubblicizza il Fatto Quotidiano e oggi tutti gli altri a ruota, compreso Puccia, Relli, il giornalista con gli orecchini, spesso ospite su Rete 4. Da Musk alle chat adesso parlo io, oggi Il Tempo intervista Matteo Salvini, ma all'interno giustamente si interessa Il Tempo anche della guerra aperta Schlein De Luca, e Misiani finisce nella bufera. Il governatore si smarca dallo scandalo migranti, il PD nella regione è sequestrato da 2 anni, lo sceriffo attacca il senatore commissario Dem, chiedete a quel valoroso statista notizie del tesoriere ai domiciliari. Rita Cavallaro di sotto parla dell'ultimo guaio per i Dem in Campania, fino a 7.000 euro per ottenere i visti d'ingresso. La falsa documentazione veniva aggiustata dall'organizzazione. Business migranti. Ecco come funzionava il sistema che ha travolto il tesoriere PD, Nicola Salvati, ed è l'unico quotidiano che oggi insiste su questa argomentazione. Pagina 9, rottamazione delle cartelle, Lega e Forza Italia spingono per la quinta finestra e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno tutti quanti. Il piano prevede fino al 2023 rateizzazioni in 120 frazioni per 10 anni. Gusmeroli, così gli italiani possono respirare, lavorare e pagare. Fino al 2023 probabilmente è un refuso. Al 31 dicembre 2023 praticamente è previsto un intervento che estende la rottamazione dal 31 dicembre 2023, dal termine attuale del 30 giugno 2022, con 18 rate. E comunque leggetevi l'articolo di Pietro De Leo, quest'oggi a pagina 9 del quotidiano Il Tempo, per far respirare, lavorare e pagare gli italiani. Il testo è al vaglio dei tecnici del MEF per verificarne la copertura, intanto nel centrodestra si pensa a un'iniziativa ben più ampia. Quest'oggi Il Tempo ricchissimo su questo fronte. Ho tempo, datemi ancora una manciata di minuti per correre anche su un altro quotidiano, e ad esempio La Stampa intervista Matteo Renzi quest'oggi, è intervista assolutamente interessante, si occupa degli attivisti e giornalisti spiati. Paragon chiude con l'Italia, violati gli accordi etici. Libia ONG al centro dello spionaggio, quelle strane coincidenze col governo, e dovremo ricomparire in aula per spiegare pure questo. La Stampa si occupa dei fantasmi del Beisan, ricordate quel naufragio, e ancora lì sotto
in quel super naviglio e con dei segreti dentro che non vi dico. Il quotidiano La Verità apre questa mattina con "È il circo penale internazionale. Non bastavano i pasticci dell'Aia sul mandato d'arresto del libico. Avvenire annuncia l'apertura di un'inchiesta su Meloni, Nordio e Piantedosi per il caso Al-Masli. La CPI smentisce, ma si scopre che la denuncia c'è davvero, solo che risale al 2019 e chiama in causa molti governi, compresi quelli di Renzi e Gentiloni. Sempre sulla Verità oggi, missione compiuta. Milano come Gotham City, l'ex capo della polizia lascia l'incarico e Sala. Attenzione, datemi ancora una manciata di minuti perché sulla Verità la canna Libera triplica i casi di schizofrenia, uno studio su JAMA dal 2006 al 2022 nel Canada della droga per tutti. Sono 13 milioni di cartelle cliniche prese in esame e si rileva che in Canada, dopo la liberalizzazione della vendita della cannabis anche per uso ricreativo, le diagnosi di schizofrenia sono praticamente triplicate. Ok? Batman Gabrielli termina la missione, eppure Milano è ancora Gotham City, ma soprattutto a pagina 17 del quotidiano La Verità oggi è davvero da acquistare l'intervista a Beniamino Zuncheddu. Lo Stato mi ha sequestrato per 33 anni. Il pastore sardo, vittima di un errore giudiziario, sono stato condannato ingiustamente all'ergastolo per la strage di Sinai. Avevo 26 anni, ora ne ho 60. In prigione tutti sapevano che non avevo fatto niente, ma una volta uscito nessuno si è scusato. Da leggere, veramente profonda l'intervista di quest'oggi a pagina 17 a Zuncheddu, che è stato sequestrato per 33 anni. Sì, ma in carcere. Infine, Libero, trafficanti di denunce, corsa a infangare l'Italia, un esposto contro il governo per la questione Al-Masri, presentato anche alla Corte dell'Aia. I progressisti ottengono un dibattito all'Europarlamento e si appellano persino all'ONU. L'Europa che fa a pezzi la nostra agricoltura, retromarcia sulle auto ibride, si valuta di consentirle anche dopo il 2035, le follie green mettono in ginocchio il settore agricoltura, a rischio il 60% della produzione UE. Ilaria che smentisce papà, i Salis cadono sul manganello e poi Pietro Senaldi, un bau li seppellirà, viva Montaruli, bau bau che abbaia in TV, ne abbiamo parlato ieri. Ultimissime segnalazioni, certamente, oltre naturalmente alle chat private di Fratelli d'Italia finite in un libro. Festival di Sanremo, signore e signori, sarà ammorbidito il testo di Masini. Carlo Conti annuncia Bella Stronza sarà riproposta insieme a Fedez, ma avrà una nuova versione rivisitata. Ci sono comunque tanti precedenti, da Vianello a Cocciante fino a Baglioni, che hanno dovuto cambiare qualche parola per andare a Sanremo. Sì, ma mai pensavamo che Bella Stronza di Masini, per quanto potente, a un certo punto parla un po' come Fedez, o penso ancora come Tony F, ma poi dice che no, quella cosa non la farà assolutamente, E invece bisogna cambiare qualche parolina perché altrimenti non si va a Sanremo. Con quello che non hanno detto e fatto a Sanremo in questi anni. 0292947222. Chi vuole parlare in diretta con Sammy Varini in questo momento lo può fare anche tramite WhatsApp 340 67 09 659. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, appunto, ho appena finito di parlare di Sanremo e oggi esco dalla politica anch'io e voglio dare qualche notizia su Sanremo. Allora, il TAR della Liguria, signor Sammy, è stato netto, illegittimo l'affidamento, mi sembra che ho letto questo, diretto alla RAI. Dal 2026 si dovrà procedere con una gara aperta, mi sembra, agli operatori del settore, l'esecuzione del festival. È vero. Allora, alla RAI, signor Sammy, dati del 2023,
circa 60 milioni da entrate pubblicitarie, questo è quello che arriva alla RAI, gli spot arrivano a costare 120.000 euro al secondo, mentre le spese per il festival, compresi i 5 milioni erogati, mi sembra, dal Comune di Sanremo, vanno mediamente dai 17 ai 18 milioni di euro. Pensate un po' che cifre. Ogni visitatore, questa è l'ultima proprio, spende in media 500 euro al giorno per dormire, mangiare e fare spese. Ora manca solo, e questo lo aggiungo io, signor Semmi, che Sanremo faccia la fine di Gorgonzola, cioè la città dove la produzione dell'omonimo formaggio è vietata, perché l'esclusiva del marchio del consorzio caseario con sede a Novara. Allora, forse conviene che il comune ligure, secondo me, registri come marchio anche il nome della città dei fiori, per non veder svanire più che la RAI le canzoni. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Grazie cara, interessante, anche se Mediaset comunque ha smentito che voglia prendersi Sanremo, Sanremo è della RAI, hanno detto mesi fa, chiaro che stiamo a vedere. 0292947222, siete voi a commentare le notizie del giorno qui su Radio Libertà. Pronto? Pronto Sammy? Buongiorno. Buongiorno Sammy, sono Mario. Senti, io non vedo dove sia la novità, no, sulle chat di Fratelli. Ma noi della Lega, mica quelli di Fratelli d'Italia o di Forza Italia ci dobbiamo sposare. Possono pensare tutto quello che vogliono. A me l'importante è che portano a casa i risultati. Torniamo con i criteri. Se mi fanno una bella riforma del fisco, una stretta sull'immigrazione, una bella riforma sulla giustizia, ma pensassero pure che Salvini è già lo squartatore. Chi se ne frega? Questi mi sembrano le solite discussioni di lana caprina. Non ci deve essere la stima tra di loro, ci deve essere una collaborazione e portare a casa i risultati. Poi se non si vogliono bene, tanto è chi se ne frega. Andiamo al sodo, portano a casa questi risultati e pensate che non ce li dobbiamo mica sposare quelli di Lega e di quelli di Fratelli d'Italia, di Forza Italia. Vero. Pensassero quello che vogliono. Grazie caro, un abbraccione e ribadisco, queste chat si riferiscono a quando la Lega era al governo con la sinistra, con Draghi e Fratelli d'Italia era fuori. E ti immagini cosa non si sono detti, mi sembra anche umano. Adesso siamo insieme, abbiamo un programma di governo, lo stiamo portando avanti, mentre le magagne della sinistra vengono zittite, o non sempre, a volte vengono pubblicizzate. Francesco Storace quest'oggi sul Libero a pagina 5 ci dice una cosa che mai avrei pensato di dire. Signori, stanno organizzando visite guidate sulle navi delle ONG, Open Day pro migranti. Non è turismo, tutti al porto, ma per ricevere lezioni di soccorso in mare da Casarini e soci a bordo della Mare Ionio, la nave della ONG mediterranea che tutto il mondo fa tremare. La singolare iniziativa Open Days gratuiti parte da sabato e avverrà nel porto di Napoli, in cattedra un bel po' di pezzi da 90 della sinistra migratoria, di derivazione pure politica e musicale. In pratica, con la platea di studenti che secondo la ONG avrebbe già aderito all'iniziativa, studenti, si insegnerà ad andare a pesca di clandestini in mare. La nave, impegnata dal 2018 nel soccorso e salvataggio in mare, è stata indirizzata al molo 21 di Varco Pisacane e da domani al 16 febbraio sarà visitabile dal mondo delle associazioni di base e dai cittadini, che potranno incontrare i capi missione che spiegheranno il funzionamento delle missioni di salvataggio, mostrando tutte le fasi del processo fino allo sbarco delle persone soccorse in un porto sicuro, come se tutto questo potesse rendere tranquillo il sistema di soccorso in mare. In una settimanella ti dai da fare. L'organizzazione ha fatto sapere che sarebbero già 1000 le richieste di visita arrivate attraverso il modulo di prenotazione online. Alcuni giorni sono già sold out e sarebbe appunto ampia la partecipazione delle scuole napoletane, che hanno risposto in massa con tantissime richieste di visite a bordo. Visitiamo la ONG che salva i clandestini, signori, capite? Il business viene pubblicizzato anche per i ragazzini. E signori, prima di passare alla prossima telefonata,
vi faccio sentire, a proposito di business, l'ho appena ricevuto, il remix che ha fatto Gabriele The Sound DJ sulle frasi facciamo i soldi e no, si sta mettendo le mani nei capelli. Simone dice: oh, che cazzo, lo mando in onda davvero? Me ne lavo le mani e anche i piedi. Sentiamo, signori, il business di una certa sinistra, ne abbiamo appena parlato, riguardante la pelle dei migranti. Sentiamo. Con i migranti facciamo i soldi. L'inchiesta che travolge il PD. Soldi. Vai. Facciamo soldi, facciamo più soldi. Sinistra muta. Facciamo soldi, facciamo più soldi. Facciamo soldi, facciamo più soldi. Facciamo soldi, facciamo più soldi. Sinistra muta. Facciamo soldi, facciamo più soldi. Facciamo soldi, facciamo più soldi. Vai. Psichedelico questo remix di Gabri The Sound che trovate su YouTube. Facciamo i soldi, si scherza naturalmente, ed è quello che ha detto qualche responsabile della sinistra che ora chiaramente non c'è più, ma non l'ha detto proprio lui, diciamo qualcuno che c'era lì insieme, stavano lavorando insieme. Facciamo soldi, facciamo più soldi, e cavolo, vi ho psichedelizzati abbastanza? Riapriamo le linee 0292947222. Grazie Gabriele The Sound, Gabri The Sound. Pronto? Ciao, sono Pier dalla Romagna. Facciamo i soldi. Allora, sì, anche per i soldi, esatto. I denari. Allora, una riflessione, no, che aiuta, penso, un po' tutti. Osservate tutte le grandi notizie che vengono tirate fuori dalla sinistra, gossip. Praticamente una volta che avevamo i giornalini così da parrucchiera, da barbiera, limite, eccetera, mai nulla di consistente. Cioè, per esempio, mi sai dire come faresti tu, visto che non ti va bene la politica economica, cosa faresti qui? Cioè, niente, quello c'è il buio, però puttanate vanno a randa. Allora, due cose: il mondo ha capito perfettamente cosa è successo con questo signore libico, chiamiamolo così, che ha gironzolato per l'Europa e che solo in Italia viene colpito, tant'è vero che gli Stati Uniti stanno intervenendo sulla Corte dicendo che questa Corte non conta, posso dire la parolaccia, un raso, e la tirano via, perché lo si sa benissimo che non conta niente, perché in tot anni ha fatto soltanto 11 condanne, questi sono pagati 180.000 euro questi giudici all'anno per non fare letteralmente l'ennesimo razzo, quindi parliamo della solita frittatella che non serve un cazzo, sentenze. Cioè, voi pensate che secondo questa Corte Putin, Netanyahu, fra un po' Trump, non so, metteranno anche la Madonna, devono essere arrestati. Non prendiamoci per il culo. Un secondo dato che vi interesserà molto, ho sentito non qui, ma ve lo riporto, ma è vera. In Germania è stato fatto un sondaggio da credo un centro statistico per un conto di un giornale sui prossimi voti, prossimissimi, no? In Germania hanno chiesto a 65.000 gay quale partito avrebbero votato queste elezioni. Aprite bene le orecchie e basta. 60, su questo il 30% vota l'FD, cioè quel partito che secondo i cialtroni e nostri è nazista, cattivo, tutte quelle menate lì. Quindi, cioè, fate voi una botta di conto, l'Italia è un
piccolo paesino di provincia ormai, presente quelle borgatine, sono anche simpatiche, quelle dove ci si trova al bar e uno tira fuori una cazzata e l'altro gli risponde e poi una pacca sulle spalle e via. Grazie caro, grazie. Questi giornaloni che sondano tutto, perché non fanno un sondaggio su cosa ne pensano gli italiani sul generale libico? Altro che andare dietro a quello che dice o non dice Vannacci. Siamo seri. 0292947222, pronto? Ciao Sammy. Ciao. Riguardo a Casarini è stato accettato che è un'operazione. Aspetta che non ti sento, spostati un po'. Allora, adesso mi senti? Sì. Ora mi senti? Sì. Casarini non sta facendo altro che un'operazione di mercato. Sta sfruttando in un certo senso l'asse che gli ha dato Romano Prodi. La scorsa settimana aveva detto che l'Italia, che la Meloni doveva aprire un grandissimo centro un centro non in Albania ma in Calabria per dare lavoro alla gente. Quindi uno più uno fa due, ok? Riguardo a quello che sta accadendo con il Tribunale Penale dell'Aia, in Europa hanno capito che l'Italia con la Meloni non è più il paese che si genuflette e bacia i piedi allo straniero, quindi alla Francia e alla Germania, e quindi sta cercando di far cadere il governo. Germania e Francia sono come dici te, con le teste al culo. Chi per una ragione, chi per l'altra. Macron è uno zombie che cammina politicamente. E bisogna far cadere la Meloni perché la Meloni sta rischiando, o perlomeno l'Italia potrebbe far cadere finalmente il socialismo in Europa, quindi cambiare le regole del gioco. Prodi non fa altro che far parte di quella cricca che voleva e che vuole con la von der Leyen. La Germania ha fortissimi rapporti commerciali con la Cina, una delle fortune della Germania è quella fino a qualche anno fa, oltre ad avere il gas russo, avere un grandissimo rapporto con la Cina, invadere i mercati sfruttando l'euro, un marco, il gas a basso prezzo e i rapporti con la Cina. Quindi Prodi voleva e vuole, come il resto dei socialisti europei, spostare l'Europa verso la Cina, magari anche creando un governo filo cinese, cioè come struttura di governo, e quindi l'Italia, spostando invece con il discorso di diventare un hub energetico e controllare il Mediterraneo, diventare il braccio armato degli Stati Uniti. Di questo te ne parlerò un discorso di asse atlantico. Grazie caro, sì, ti tagliamo anche perché oggi le comunicazioni non funzionano bene. Se funziona ancora come a Milano, che gli alunni musulmani delle elementari che il sabato vanno alle madrasse clandestine dove disimparano tutto quello imparato in settimana, ne vale la pena tentare un'improbabile integrazione che difficilmente attecchirà, scrive Marco, parlando naturalmente di ciò che anche ne parla il Corriere a Monfalcone. WhatsApp al 340-6709-659. Sammy, la Meloni, secondo il mio modesto parere, doveva andare a fronteggiare l'opposizione in Parlamento su caso Al-Masri. Si capiva da lontano che l'avrebbero riempita di feroci insulti se non si fosse presentato. È stato un grosso errore non difendersi, probabilmente mal consigliata. A questo punto genera anche in noi dubbi, forse un po' debolina di carattere, non ha la forza di combattere? Non mi sembra decisamente. C'è anche un audio, sentiamolo. Buongiorno mitico Sammy. Buongiorno. Riguardo il caso Al-Masri, avete notato come il re dei fannulloni Giuseppi si agitava ripetutamente sulla sedia del Parlamento e starnazzava come un airone? Buona giornata a tutti. Grazie caro. Ci sono ancora telefonate in attesa, c'è l'ultima. Pronto? Pronto, buongiorno Sammy dal Veneto. Prego. Buongiorno. Ecco, finalmente vi state attrezzando. Quel bel remix Facciamo i soldi, dovreste pubblicarlo, farlo pubblicare nelle reti RAI, in modo che tutti lo sentano e lo ascoltano. Un secondo aspetto, abbi pazienza, adesso parlo anch'io, no? Quella Perpetua che si è permessa di offendere il nostro Presidente del Consiglio, con quel termine proprio da perpetua, ebbene possiamo definirla che lei è la segretaria del partito della scrofa. Grazie, siamo contenti anche di questo. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ritorno alle ore 11, tra pochissimo l'editoriale del nostro direttore Sallusti.
Avete ascoltato la rassegna stampa.